Assessore Telesca, potremmo dire sostanzialmente continuità per quanto riguarda il centro, il CRO di Aviano, e invece svolta necessaria per il Burlo? Beh, sicuramente svolta, ma io direi svolta comunque sempre per tutti, perché gli margini di miglioramento e di cambiamento ci sono e sono ampi. Abbiamo detto che abbiamo fatto una scelta precisa, che è stata quella di mantenere gli IRCS nella nostra regione, perché siamo convinti che possano dare un apporto importante e un valore aggiunto nella sanità regionale, perché devono implementare la loro funzione di alta specializzazione e di ricerca collegata all'assistenza. I nuovi direttori credo abbiano tutte le caratteristiche per fare questo, per fare un ulteriore salto di qualità nell'ambito di quelli che sono i grandi disegni della nostra riforma regionale, per dare una completezza, diciamo, a un'assistenza sanitaria che in questa regione abbiamo già di buon livello, ma dove la parte, diciamo così, legata alla ricerca e all'innovazione scientifica è comunque e deve rimanere un fiore all'occhiello. Gli IRCS sono proprio deputati a questo, soprattutto anche fuori dai confini regionali. Assessore, un IRCS significa assistenza ai malati, significa ricerca, ma significa anche, e riguarda tutta la sanità regionale, significa umanizzazione necessaria dei servizi. Importantissima, perché l'alta specialità, la scienza devono essere sempre accompagnate, siccome stiamo parlando di sanità e di salute dei cittadini, sempre dalla capacità di non perdere quella necessaria, importante dote che è l'umanizzazione, che nelle strutture che fanno assistenza, pur insieme alla ricerca, deve essere un obiettivo importante e fondamentale. Tutti gli operatori della sanità devono garantire sicuramente competenza e professionalità, ma anche sempre umanizzazione, perché in queste strutture ci sono le persone che soffrono e che hanno bisogno di grande comprensione e di grande capacità di ascolto. Quindi potremmo dire rafforzare la cultura dell'accoglienza. Sì, su questo anche stiamo facendo un lavoro importante. Nella riforma della nostra sanità la parola umanizzazione ricorre più volte. Lei ha detto, dopo la firma del suo contratto, baserò il mio lavoro rapportandomi a quelli che sono i contenuti della riforma sanitaria. Certo, sì, questa è una riforma sanitaria, mi sembra piuttosto importante per il Friuli Venezia Giulia, di trasformazione della rete dell'offerta, e in questo senso io penso che il ruolo di un istituto come il CRO di Aviano sia un ruolo che assume immediatamente un maggiore rilievo, una maggiore importanza. Fatto salvo che l'istituto oncologico di per sé dal mio punto di vista rappresenta una delicatezza nei confronti dell'utenza che deve essere assolutamente salvaguardata e tutelata, per cui in questo senso cercherò di muovermi nello spirito della riforma e nello spirito di quello che rappresenta un istituto oncologico, insomma di grande attenzione, cioè verso l'utenza, verso i cittadini. Rafforzando anche le attività di ricerca collegate all'assistenza. Ovviamente queste due cose vanno dal mio punto di vista di pari passo, nel senso che la ricerca di qualità è uno strumento essenziale per trasformarsi in una qualità migliore dell'assistenza, quindi le due cose in un istituto come un IRCS non possono mai essere disgiunte e quindi hanno bisogno di entrambe di grande attenzione. Lei viene a Trieste con un compito piuttosto impegnativo, perché le è stato dato il ruolo, il compito appunto di valorizzare il Burlo, di definire un progetto di rilancio. Sì, vengo in una realtà importante, con una storia alle spalle assolutamente significativa, quindi sono sicuro che non sarà poi così difficile. Sicuramente bisognerà rivedere alcuni aspetti, capire bene quella che è la situazione attuale, ma lo faccio con molto entusiasmo e con molto onore. Quindi partire sostanzialmente dalla storia del Burlo per delinearne il futuro? Assolutamente sì, ha un grande passato, è una realtà conosciuta in tutta Italia e anche al di fuori, quindi va assolutamente valorizzato. È chiaro che va poi anche aggiornato, contestualizzato in un momento in cui tutto il mondo della sanità, non solamente quello della regione Friuli Venezia Giulia, è in cambiamento. Secondo lei è possibile che questo Burlo Garofalo di Trieste riacquisisca una capacità di attrarre pazienti dal resto della regione e da anche regioni vicine? Questo è il mandato, questo è quanto è stato previsto nel piano sanitario regionale, quindi è su questo che mi concentrerò. Sono convinto che abbia già adesso la capacità di attrarre, si tratterà di consolidarla e anche estenderla. E parallelamente va consolidato anche il rapporto con l'università? Sì, mi pare che c'è già un buon rapporto, insomma l'università sicuramente entra in modo importante anche negli aspetti di
didattica e ricerca. Ricordiamo che il Burlo è un IRCS, quindi già di per sé ha il mandato della ricerca, ma il rapporto con l'università è un rapporto che sicuramente può dare maggiori spunti di lancio in futuro.